Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Quando celebriamo in questa domenica la festa della Trinità, e quando io ero bambino, nella domenica che celebra la Santissima Trinità, erano soliti presentarmi il racconto di Sant'Agostino, che sulla spiaggia incontra un bambino intenzionato a svuotare il mare con un secchiello. Agostino prova a spiegargli che il progetto è impossibile, ma il bambino si rivelerà poi un angelo incaricato di spiegare al santo che illudersi di capire razionalmente e in modo completo il mistero di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, è esattamente come provare a svuotare il mare con un secchiello. Oggi la Chiesa ci presenta, attraverso questo Vangelo che abbiamo letto, un altro personaggio alle prese con il mistero di Dio. L'avete sentito? Si chiama Nicodemo. È un capo dei Giudei, ci dice l'Evangelista, è perciò adulto e inserito tra coloro che considerano Gesù un pericolo e un nemico da arrestare e da fermare. Per quanto però esista distanza tra loro, Nicodemo è incuriosito dalla figura di Gesù e allo stesso tempo è attratto da quest'uomo che presenta il volto insolito del Dio che loro pregavano nella sinagoga. Forse non è l'unico tra i capi dei Giudei a vivere questi sentimenti. Sembra però il solo che con determinazione va avanti in questa sua ricerca, che lo rende inquieto e che tra l'altro lo espone anche di fronte ai suoi a consistenti pericoli. Per questo il Vangelo precedente a quello che abbiamo letto dice che Nicodemo va da Gesù di notte per non essere visto e per non essere visto da quelli che volevano catturare Gesù, e lo incalza con parole forti. Sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. È la conferma che Nicodemo segue Gesù e che conosce quanto lui opera e dice. È anche la prova che questo capo dei Giudei riconosce in Gesù la presenza di Dio, ma non riesce ancora a capire però come possa un Dio abitare in mezzo a noi e rendersi presente nella persona di Gesù. Nicodemo vuole scardinare le sue fragili certezze. Cerca di notte lo scomodo maestro per dialogare con lui. Non ha paura di mettersi in discussione e oltre a presentare al maestro i suoi dubbi, si rivela anche disposto ad ascoltare le risposte che Gesù gli consegna, come a dire a noi: non basta mettersi in discussione e cercare, è indispensabile ascoltare in profondità quanto la ricerca ci fa raccogliere e incontrare.
I 3 versetti che oggi la Chiesa ci presenta sono tratti da questo lungo dialogo tra Nicodemo e Gesù. Dopo questo incontro, di Nicodemo nel Vangelo si perdono le tracce. È commovente ritrovarlo ai piedi della croce, dopo che Gesù è morto, quando assieme a Giuseppe d'Arimatea chiede a Pilato il permesso di prendere il corpo di Gesù per una decorosa sepoltura. E se ai piedi della croce sono rimasti in pochissimi, ora che Gesù è morto sono scomparsi tutti, anche perché, ed è questa la cosa grande, riuscire a vedere nel cadavere di Gesù i segni tangibili dell'amore del Padre per la nostra umanità è un'impresa quasi impossibile. Gesù però aveva chiesto a Nicodemo di provare a rinascere con l'aiuto dello Spirito Santo. Ed è proprio lo Spirito che guida Nicodemo e lo aiuta a cogliere nel corpo senza vita di Gesù il dono definitivo del Padre all'umanità, perché il bene vinca una volta per tutte sul male. Credo che per la nostra preghiera Nicodemo possa rappresentare il testimone privilegiato della Trinità, per invitarci a non stancarci mai di cercare, anche quando vorremmo convincerci che siamo arrivati, e per ricordarci che in Gesù, morto e risorto, è visibile l'amore del Padre ed è con noi lo Spirito Santo, che ci rende, come Nicodemo, creature nuove e capaci di parlare la lingua dell'altro. Nicodemo ci ricorda anche che il cambiamento genera disorientamento, ma che è fecondo ed è indispensabile per il nostro crescere e migliorare. Il Dio di Gesù, ecco la liberante verità, è presenza che sfugge a ogni nostro paradigma mentale e che sfugge anche alle nostre tradizioni. Ormai, secondo me, deve essere chiaro a tutti. Ci è chiesto di prendere atto che in questo tempo di transizione e di cambiamenti la nostra fede ci chiede di accogliere nuovi schemi e nuove forme di vita ecclesiale. Non sappiamo ancora quale forma assumerà il nostro essere Chiesa a servizio del Regno di Dio, ma sappiamo, anche grazie alla testimonianza di Nicodemo, che lo Spirito Santo renderà le nostre comunità ecclesiali vive e interessanti, come quelle, dicono tanti, da cui proveniamo. Seguire Gesù in compagnia di Nicodemo diventa perciò un ottimo esercizio per continuare a cercare, qualunque sia la situazione che vediamo della Chiesa, e per non sentirci mai arrivati. Grazie alla preziosa compagnia di Nicodemo, poi, impareremo a vedere nel Signore Gesù il dono dell'amore del Padre, che ci consegna lo Spirito, che ci spinge a rinascere a una vita nuova ogni giorno.
la vita nuova, che è amare come Lui ha amato noi e a perdonare tanto noi stessi quanto chi ci ha fatto del male. Siamo, con questa festa della Trinità, arrivati anche alla fine di un intenso anno scolastico. Mi viene da dire, ma lo dico col cuore, un cordiale e sentito grazie a tutti quelli che operano nella scuola, tante volte con ragazzi molto difficili, e che in questo mese raccolgono i frutti del loro lavoro. Quindi auguro alle famiglie, ai nostri cari studenti, di far sì che la scuola diventi sempre più una palestra che ci rende tutti liberi e uguali, come diceva Don Milani. La preghiera che mi è nata è questa. Caro Gesù, a catechismo ci hanno raccontato la storia di Sant'Agostino, che mentre spiega al bambino che non si può svuotare il mare con un secchiello, scopre che quel bambino è un angelo mandato da Dio, per spiegargli che prima di provare a capire il mistero di Dio, uno e trino, ci si deve lasciare abbracciare dal suo amore. Bello questo racconto. Mi ha aiutato a capire perché a me non piace stare da solo. Perché siamo stati creati a tua immagine, Gesù, che sei un Dio sempre in relazione e dunque mai solo. Mia mamma mi sgrida quando cerco un amico, un compagno o un cugino per andare alla casa di campagna. Tu però mi capisci. Insieme tutto è più bello. E come dice un proverbio africano, se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme. Grazie Gesù, anche per il dono di questo anno scolastico. Grazie di cuore.